Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Fine anno di lavori per quanto riguarda il comune di Rivignano Teor col sindaco Mario Anzil per capire un po' la situazione per quanto riguarda il cantiere della Rivignano 2.0 che verrà, no? I lavori sembrano ben avviati, signor sindaco. Beh sì, sono tantissimi i cantieri che abbiamo attivato dove si lavora in questi giorni, sono piste ciclabili, ci sono piazze, parcheggi e questo forse è uno dei più importanti. È infatti la più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune di Rivignano Teor e dei comuni di Rivignano e di Teor prima. Infatti qua siamo in piena piazza, questa area collegherà il municipio, la chiesa e il campanile attraverso quello che era Parco Divisione Iulia con l'area dell'ex consorzio agrario di cui conserveremo questi due grandi capannoni, interessante opera di archeologia industriale e tutto intorno abbiamo demolito già 5 abitazioni abbandonate da tanti anni, altre 4 ne demoliremo a breve, dove si vedono quei roveti, quegli edifici in parte crollati, sono edifici abbandonati appunto da decenni e che vengono demoliti per fare spazio a una riqualificazione appunto imponente che noi facciamo non tanto pensando a oggi, ma pensando come potrà essere bello vivere nel nostro paese fra 20, fra 50 anni e avere queste aree estremamente vaste in piazza a disposizione di tutti sarà sicuramente un punto di forza di questo paese. E infatti noi abbiamo ripensato alle piazze come luogo di socialità e di servizio, ma anche di svago. Ci saranno aree per gioco per i bambini, aree per i ragazzi, aree per gli anziani, non solo a Rivignano dove stiamo lavorando adesso, ma anche a Teor, stiamo progettando le nuove piazze di Teor e anche nelle frazioni, per esempio a breve inizieranno i lavori di Campomolle. Certo. E quindi è stato un anno, nonostante la pandemia, in cui abbiamo dato avvio a tantissimi cantieri e sarà un anno il prossimo, saranno degli anni i prossimi in cui altrettanti cantieri partiranno. A giorni, a settimane inizieranno per esempio i lavori del recupero di Villa Otello e Savognana ad Aris, che è uno dei compendi più belli e storicamente importanti della regione e che sarà un autentico volano per lo sviluppo anche economico, oltre che turistico e culturale, di un territorio molto più vasto del nostro semplice comune. Allora, per concludere possiamo dire uno sguardo nel futuro senza dimenticare il passato, ma soprattutto vivere il presente. Beh sì, sono 3 dimensioni diverse che sono legate tra di loro e in effetti gli amministratori anche di un paese piccolo dovrebbero pensare non all'oggi e all'immediato futuro, alle prossime elezioni, dovrebbero avere una visione di decenni. Appunto abbiamo parlato di come sarà il nostro paese fra 50 anni, ma per avere una visione del futuro bisogna interpretarlo questo futuro, bisogna immaginare come potrà essere e per poter immaginare il futuro bisogna ovviamente conoscere bene il passato, perché già Vicolo diceva ci sono dei corsi e ricorsi storici che si ripetono e bisogna sapere anche vivere il presente, quindi 3 dimensioni, passato, presente e futuro, che sono molto interessanti anche da un punto di vista filosofico. Questo è un altro discorso, magari lo faremo la prossima volta volentieri. Non resta che dire buon anno. E non resta, giusto, ma che dire, buon anno, speriamo, perché sono stati anni difficili, speriamo veramente il 2022 ci porti qualcosa di buono. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato.
Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.